I rianimatori e gli anestesisti dell'ospedale di Udine da dicembre lavoreranno al minimo contrattuale, una decisione presa a causa delle difficili condizioni di lavoro, la replica di ASUFC, una provocazione, a breve un incontro. Centinaia di persone sono state truffate attraverso un sistema del trading online messo in piedi da un sodalizio criminale albanese, ramificato anche in Friuli, la montare della frode 3 milioni di euro. Dopo lo scontro in aula sul ruolo della donna, Deborah Serracchiani a Telefriuli chiarisce il significato del suo intervento. Meloni mi ha fraintesa, non basta una donna a comando, servono politiche di più ampio respiro. Le aziende friulane si stanno ritrovando da qualche settimana una voce in più sulle fatture dei propri fornitori, il contributo energia. Il costo viene applicato attraverso una percentuale a un prezzo extra e la crisi si acuisce. La marmotta Kugic sarà la mascotte di EIOF 2023, le Olimpiadi invernali dedicate agli Under 18 che si terranno tra 84 giorni in Friuli Venezia Giulia. Il simbolo dei giochi che accoglieranno 1300 atleti è stato svelato oggi a Trieste. Buonasera, ben ritrovati con l'informazione di Telefriuli. Garantiranno urgenze ed emergenze, ma non le attività aggiuntive. I rianimatori anestesisti dell'ospedale di Udine da dicembre lavoreranno al minimo contrattuale, ovvero 38 ore settimanali. Lo hanno deciso in assemblea per le condizioni di lavoro che definiscono sempre più difficili e in peggioramento. A risentirne saranno le attività chirurgiche programmate. Sentiamo il primo servizio della giornata. Condizioni di lavoro sempre più difficili, situazione non più sostenibile e in costante peggioramento. Per questo motivo gli anestesisti rianimatori di Udine, riuniti in assemblea lunedì, hanno deciso di ridursi l'orario di lavoro a partire da dicembre al minimo contrattuale, 38 ore settimanali. Saranno tutelate le esigenze legate ad urgenze ed emergenze, ma saranno escluse tutte le attività aggiuntive e le ripercussioni si avranno, come scrive in una nota la delegazione aziendale ASUFC del sindacato AROI EMAC, sulle attività programmate e sui tempi di attesa per gli interventi chirurgici. In questi ultimi 2 anni, si legge, il Dipartimento di Anestesia e Rianimazione dell'ospedale di Udine ha visto una continua progressiva perdita di personale medico dovuta non solo ai pensionamenti, ma anche a numerosi licenziamenti e trasferimenti. Oggi mancano 18 medici anestesisti rianimatori su un organico previsto di 80, scrive AROI EMAC, con l'aumento del carico di lavoro per i colleghi, che mette in gioco la sicurezza dei pazienti, dei percorsi di cura e spinge i medici alla fuga. AROI EMAC parla di attrattività professionale ai minimi storici per l'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale, con gli specializzandi dell'Università di Udine che ricercano incarichi altrove. Gli anestesisti animatori, si legge ancora nella nota, sono contrari al ricorso a contributi esterni come le cooperative private di medici che giudicano penalizzante per la sicurezza e la qualità delle cure. Su tutti questi aspetti, conclude la nota, la direzione non ha dato risposte soddisfacenti. Da qui la decisione di ridurre l'orario di lavoro al minimo contrattuale. Riforma dopo riforma, la sanità del Friuli Venezia Giulia, in particolare sul territorio della provincia di Udine, rischia di rivelarsi sempre più una scatola vuota. Un affondo arriva in tal senso anche dalla CGIL Funzione Pubblica, secondo la quale le continue rassicurazioni dei vertici di ASUFC non bastano a sgomberare il campo dalle preoccupazioni sul futuro del comparto. Primo segnale di allarme, scrivono Andrea Traunero, il segretario provinciale di Udine della CGIL Funzione Pubblica, e Claudio Palma della RSU FP CGIL dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, è il totale stand-by del piano di 500 assunzioni annunciato dall'azienda. Il sindacato punta il dito anche sugli ospedali di comunità. Ci sono sulla carta, dicono i rappresentanti dei lavoratori, ma il dubbio è che si rivelino soltanto scatole vuote senza adeguate dotazioni di organico. E ancora i servizi infermieristico domiciliari, in totale affanno per la CGIL e i vuoti nella rete dei medici di base. La CGIL chiede chiarezza sulle risorse disponibili e sul rispetto degli adempimenti contrattuali e dei piani di assunzione. E arriva la replica del direttore generale di ASUFC che ribatte alla decisione presa da rianimatori e anestesisti. Spero sia solo una provocazione, dice, se ci fossero le figure. Le assumeremo. Sentiamolo.
Una decisione presa all'insaputa della direzione generale, francamente difficile da comprendere. Denis Caporale, direttore generale dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, commenta così la presa di posizione di rianimatori e anestesisti che hanno deciso di ridursi l'orario di lavoro al minimo contrattuale. Caporale risponde che nel caso ci fossero figure specialistiche da poter assumere verrebbero subito aperti i relativi bandi, ma ad oggi è molto difficile reperire personale. Quanto a un eventuale ricorso a cooperative private di medici, il direttore generale sottolinea che non è mai stata fatta una simile proposta dall'azienda. Il problema del sottodimensionamento dell'organico è noto all'azienda, tanto che Caporale mette in rilievo come nel 2021 ad anestesisti e rianimatori sia stato pagato oltre 1 milione di euro di prestazioni aggiuntive tramite le RAR e che lo stesso sarà fatto per quest'anno appena verrà chiuso l'accordo. Spero che quella di anestesisti e rianimatori sia solo una provocazione, conclude Caporale, perché le ricadute sull'utenza sarebbero importanti. A breve sarà calendarizzato un incontro tra le parti per riuscire a trovare un accordo. Il direttore generale risponde anche al sindacato CGIL assicurando che nessun piano assunzioni è in stand-by. Il problema, rimarca ancora Caporale, la cronica difficoltà a reperire personale. Ancora la sanità, la questione Covid con i numeri di oggi, 1010 nuovi positivi emersi in Friuli Venezia Giulia nelle ultime 24 ore a fronte di 5203 tamponi tra molecolari antigenici, 3 le vittime di cui 2 in provincia di Udine e 1 in quella di Gorizia, le persone ricoverate in terapia intensiva sono 5, i pazienti nelle altre aree mediche sono 206. Voltiamo pagina, ci sono casalinghe, pensionati, professionisti, tra i 200 cittadini italiani truffati dal sistema del trading online messo in piedi da un sodalizio criminale albanese. L'ammontare della frode supera i 3 milioni di euro. I falsi rendimenti venivano fatti vedere ai truffati attraverso una piattaforma virtuale studiata ad hoc. Sentiamo. Guadagni facili ma soprattutto elevati col sistema del trading online messo in piedi da un'organizzazione criminale che operava dall'Albania attraverso un call center che si stima abbia truffato 212 cittadini italiani, anche se, come ha affermato il procuratore capo di Pordenone Raffaele Tito, le persone danneggiate potrebbero arrivare a circa 1200. L'ammontare della frode supera i 3 milioni di euro, ma questa potrebbe essere soltanto la punta dell'iceberg. Tra le misure cautelari emesse, 5 perquisizioni in territorio albanese. Le indagini sono cominciate dopo una denuncia presentata alla Polizia Postale di Pordenone. I successivi accertamenti hanno portato alla luce uno schema di frode particolarmente complesso, nel quale le vittime contattate al telefono venivano convinte dai truffatori ad investire delle cifre dapprima molto basse, che però generavano apparenti rendimenti stratosferici. Chi è caduto nella truffa, casalinghe, professionisti e pensionati, ha visto triplicarsi il patrimonio investito nel giro di pochi giorni, visualizzando i rendimenti attraverso la consultazione di piattaforme di trading fasulle. Numerose invece le ragioni che i truffatori accampavano ogni qualvolta le vittime volevano incassare i falsi profitti. Complesse tecniche di indagine tradizionali e cibernetica hanno portato alla luce uno schema criminale particolarmente complesso che vedeva effettuare il riciclaggio delle somme sottratte in diversi paesi membri dell'Unione Europea e la loro conversione in criptovalute. Nel corso di più di 42.000 intercettazioni telefoniche effettuate dagli investigatori italiani è emerso quanto i truffatori fossero abili nell'utilizzo di vere e proprie tecniche di persuasione e plagio, al punto da convincere le vittime a indebitarsi e versare nel tempo svariate centinaia di migliaia di euro. Per far perdere le tracce, i gestori del call center albanese investivano il denaro in bitcoin tramite conti correnti all'estero, cosa che ci fa capire, ha affermato il procuratore Tito, che difficilmente potremmo recuperare qualcosa. E per arginare i sempre maggiori raggiri finanziari, domani a Pordenone sarà siglato un protocollo d'intesa, il primo del genere in Italia, tra Fiamme Gialle, associazioni finanziari e consumatori attivi, che darà vita a uno sportello antitruffe dedicato alla cittadinanza. Sentiamo. Le truffe legate al mondo della finanza continuano a moltiplicarsi, in particolare quelle che riguardano l'online. Per questo a Pordenone istituzioni, forze dell'ordine e consumatori sono pronti a unire le forze. Il 27 ottobre, nella sede della Guardia di Finanza, sarà sottoscritto uno specifico protocollo d'intesa, il primo del genere in Italia, tra Fiamme Gialle, Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia e consumatori attivi. Il protocollo darà così avvio allo sportello antitruffe, aperto ai cittadini ogni mercoledì dalle 10 a mezzogiorno a Pordenone, nella sede dell'Anfi in via dell'Autiere. Lì, finanzieri in congedo e personale di consumatori attivi forniranno risposte ai cittadini che ritengono di essere stati vittime di pratiche commerciali scorrette o di illeciti o che richiedono informazioni su come comportarsi in caso di situazioni di dubbia legittimità. Tra le problematiche maggiori ci sono le truffe delle falsi cessioni di crediti sui bonus edilizi e le truffe bancarie e finanziarie che il più delle volte riguardano il trading online e le criptovalute. La finalità dello sportello è anche quella di rendere ancora più tempestivi gli strumenti di repressione.
Ancora cronaca, ha tentato di rapinare 2 uomini che stavano facendo rifornimento al distributore Eni di Previsdomini. Per questo un uomo di 55 anni italiano è stato arrestato dai carabinieri e nella notte tra sabato e domenica della scorsa settimana, travisato da uno scaldacollo e armato di uno scacciacani, aveva messo gli occhi addosso sui 2 uomini. Uno era riuscito a scappare, l'altro si era invece visto esplodere addosso un colpo con lo scacciacani. I carabinieri hanno disarmato e perquisito il rapinatore, rinvenendo e sequestrando l'arma da fuoco a salve e un coltello. Oggi, al termine dell'udienza di convalida, al 55enne è stata imposta la misura dell'obbligo di dimora con divieto di allontanamento in orario notturno dal comune di residenza. A casa sua è stato trovato il bottino accumulato con 10 furti in abitazione compiuti a Udine tra dicembre e gennaio. L'uomo, un 47enne albanese con notevoli capacità acrobatiche, ha patteggiato 3 anni e 6 mesi di reclusione. Sentiamo. Era accusato di 10 furti in abitazione, tutti commessi a Udine con notevoli capacità acrobatiche, e di un tentato furto a casa del noto manager friulano Raffaele Agrusti. Artemis Bazza, albanese di 47 anni residente nel capoluogo friulano, ha patteggiato 3 anni e 6 mesi di reclusione davanti al giudice del Tribunale di Udine Carla Missera, 2 suoi avvocati difensori, Piero Aurelio Cicottini e Guido Galletti. Stando ai capi di imputazione, tra dicembre e gennaio scorsi l'uomo, conosciuto dalle forze dell'ordine anche con 4 alias, ha visitato 10 abitazioni in diversi quartieri udinesi, situate anche a piani alti. L'albanese, infatti, era capace di arrampicarsi sugli edifici approfittando di ogni appiglio per poi entrare dalla finestra o dal terrazzo. In un caso era arrivato addirittura sul tetto per tentare di entrare dall'abbaino senza poi riuscirvi. Una volta dentro portava via non solo gioielli, contanti, orologi e dispositivi elettronici, ma anche vestiti, borse, penne ed elettrodomestici. Poi si dileguava, in un caso, andandosene in sella a una bicicletta. La scorribanda è finita a metà gennaio, quando la polizia lo ha perquisito mentre rientrava a casa. Con sé aveva, oltre a un cacciavite, berretto, guanti e torcia elettrica. Nella sua abitazione, infine, è stato rinvenuto il bottino accumulato con la razzia nelle case degli udinesi. Le speranze di ritrovare in vita Pietro Gianeselli, l'uomo scomparso da casa 2 giorni fa a Opicina, si sono concluse nel primo pomeriggio di oggi, quando l'uomo è stato trovato senza vita in una zona boschiva e isolata in località Bristie nel comune di Sgonicco. Escluse sin al primo momento le responsabilità di terzi, il PM di turno ha autorizzato la rimozione del cadavere che ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ed è di 3 persone ferite, tutte di nazionalità ucraina, il bilancio del tamponamento tra un'auto e un tir che si è verificato questa mattina alle 4 lungo l'autostrada A28 tra Sacile Est e Sacile Ovest in direzione Conegliano. All'interno della vettura viaggiavano 5 persone, tra cui 2 minori, 3 hanno riportato ferite serie. Sul posto polizia stradale, vigili del fuoco, personale sanitario, una persona è stata trasportata in elicottero a Santa Maria Misericordia di Udine in condizioni serie. Altre 2 sono state trasportate in ambulanza all'ospedale di Pordenone. Sono stati fatti brillare sul Greto del Torre tra Medea e San Vito al Torre 2 ordigni bellici recentemente rinvenuti nella Bassa Friulana. Le operazioni di bonifica, coordinate dalla Prefettura di Gorizia su disposizione della Prefettura di Udine, sono state eseguite dagli artificieri del 3° Reggimento Genio Guastatori di Udine. L'attività è stata svolta in piena sicurezza con la supervisione dei militari dell'arma ed è durata dalle 8:30 alle 13:30. Furto di irrigatori dall'azienda agricola Serafini di Mortegliano, il titolare ha presentato denuncia ai carabinieri, spiegando come nell'arco di un mese tra settembre e ottobre sono stati sottratti da ignoti sistemi per l'irrigazione dei campi. Il valore della refurtiva supera i 1.300 euro. E dalle battute finali del braccio di ferro giudiziario amministrativo tra il comune di Udine e lo Spritztime SRL, società che gestisce il caffè Contarena. Il Consiglio di Stato ha discusso il ricorso presentato dalla società contro la sentenza con cui il TAR del Friuli Venezia Giulia aveva legittimato lo sgombero del locale. A disporlo era stato un anno fa a Palazzo d'Aronco con un'ordinanza. Per la sentenza però bisognerà attendere qualche settimana dal momento che i giudici si sono riservati la decisione. Voltiamo pagina parlando ora di politica. Il governo Meloni pronto a ricevere la fiducia del Senato, in corso le repliche di Giorgia Meloni, poi il voto. In mattinata passaggio di consegne tra l'ex ministro D'Incà e Luca Ciriani. Sentiamo.
Il governo si prepara a incassare anche la fiducia del Senato. È iniziata alle 13 la discussione a Palazzo Madama sul discorso programmatico di Giorgia Meloni, che ieri sera ha incassato la fiducia della Camera con 235 voti favorevoli, 154 contrari e 5 astenuti. Nel pomeriggio hanno preso la parola i senatori dei vari schieramenti per le indicazioni di voto. Si è espressa in aula anche la senatrice triestina Tatiana Rojc per il Partito Democratico, la quale ha chiesto al governo dignità per tutte le minoranze linguistiche. A seguire le repliche del premier Meloni, la chiama per il voto di fiducia, fissato a quota 104, e in serata con il via libera che non dovrebbe riservare sorprese. Intanto, in mattinata, il ministro friulano Luca Ciriani, che cura i rapporti con il Parlamento, ha incontrato al ministero il suo predecessore, Federico D'Incà, per il consueto passaggio di consegne. Un lungo e cordiale confronto, ha detto Ciriani, che è servito a fare un punto della situazione secondo quella logica di ordinata transizione tra governi, come nei giorni scorsi aveva evidenziato il presidente Meloni. Dopo lo scontro in aula sul ruolo della donna, Deborah Serracchiani, proprio a Telefriuli, chiarisce il significato del suo intervento. Meloni mi ha fraintesa, non basta una donna solo al comando, servono politiche invece di più ampio respiro. Sentiamo il servizio e integralmente andrà in onda nel corso della puntata di Screenshot a partire dalle 19:45. Devo dire che ha avuto un atteggiamento, insomma, non proprio consono a un Presidente del Consiglio che risponde, seppure in replica, a delle osservazioni che, piaccia oppure no, sono state fatte. Poi, tra l'altro, ha estrapolato una frase di un discorso un po' diverso, dove io ho detto che oggettivamente non basta rompere quel tetto di cristallo se poi passa una sola donna. Anzi, proprio perché c'è una donna Presidente del Consiglio, magari mi sarei aspettata che ci fossero più donne in Consiglio dei Ministri e magari anche in ruoli che non fossero marginali come quelli che vengono dati. A parte una tecnica, la dottoressa Calderone, che guida il lavoro, per il resto le donne oggettivamente non hanno avuto ruoli importanti, come è accaduto invece in passato, per cui mi sono limitata a diciamo così, precisare alla Presidente Meloni che non basta essere una donna se poi non si fanno politiche per le donne. E oggettivamente, se guardo al lavoro che abbiamo fatto nella scorsa legislatura, la parità salariale, i congedi parentali, l'assegno unico che io ho ricordato nel discorso di ieri e sul quale purtroppo la Presidente Meloni non ha detto granché, questi sono, diciamo così, strumenti che mettiamo a disposizione delle donne per poter vivere meglio loro, la loro famiglie, e per poterle ogni volta, diciamo così, non costringere a scegliere tra il lavoro e la famiglia. Su questo la Presidente non ha detto nulla. Non parole ma fatti. Se le donne non devono rinunciare ai figli per la carriera e viceversa, è necessario l'intervento della politica per dare un indirizzo culturale al Paese, approvando leggi che garantiscono conciliazioni e servizi. Lo sostiene Daniela Duz, segretaria Filmcams CGIL di Pordenone, da sempre impegnata insieme al sindacato per ottenere parità di genere e di ruoli. Sentiamo. Considero una sconfitta che una donna debba rinunciare a lavorare per avere un bambino o che debba rinunciare ad avere un bambino per lavorare. Una frase della Premier Giorgia Meloni che costituisce un compendio dei concetti di famiglia e conciliazione. Il quesito è cosa si può fare perché le donne non debbano trovarsi nella condizione di dover scegliere, una tematica identitaria ricorrente dell'impegno del sindacato che da sempre lotta per la parità di genere e per la parità dei ruoli. Come riferisce Daniela Duz, segretaria Filcams CGIL di Pordenone, la politica ha una responsabilità fondamentale nell'indirizzo culturale di un paese. Duz porta l'esempio della categoria che segue e che occupa in gran parte donne. Commercio e turismo sono caratterizzati da part-time involontario, salari bassi oggi e pensioni basse domani. Difficoltà di conciliazione dei tempi per la flessibilità degli orari. Sono donne che non sono supportate da strutture di servizi in grado di aiutarle. Per questo sono costrette a scegliere tra lavoro e casa e, come in altri settori, tra carriera e famiglia. Sfondare il soffitto di cristallo, così come definisce la sindacalista le barriere da superare, è un'impresa eroica perché comporta rinunce sul piano personale. Non servono parole, conclude, ma leggi specifiche che possano garantire supporto e conciliazione tra tempi di vita e lavoro. La parità di genere e la cultura del rispetto si costruiscono dalla famiglia con la condivisione dei ruoli e nell'assunzione di responsabilità tra uomo e donna.
L'Assemblea regionale del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia per l'elezione del nuovo segretario regionale si terrà sabato mattina a Palmanova. Sono state presentate le candidature di Renzo Oliva e Chiara D'Agiau, rende noto la Presidente dell'Assemblea del PD regionale Tamara Blasina, sostenute da firme che rappresentano tutta la regione, accompagnate da 2 documenti programmatici già a disposizione dei componenti dell'Assemblea pubblicati sul sito web del partito. Dopo l'apertura dell'Assemblea si terranno gli interventi dei 2 candidati, poi si passerà al voto. Sono chiamate ad esprimersi 103 componenti dell'Assemblea e risulterà eletto il candidato che otterrà il maggior consenso. Il primo impegno con il governo sarà di riaprire il tavolo Wärtsilä, mentre sui patti finanziari c'è la consapevolezza di aver ottenuto risultati importanti in questi 4 anni. Così il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga ha fatto il punto sui rapporti con Roma. Sentiamolo. L'emergenza è il lavoro e in particolare il caso Wärtsilä, con 450 persone che rischiano il posto con la conferma da parte dell'azienda di voler dismettere il sito produttivo di Bagnoli. Il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga ha fatto il punto sul primo intervento con il nuovo governo di Giorgia Meloni. Noi vogliamo che in quell'ambito là rimanga produttivo e garantisca posti di lavoro, punto. Dopodiché Wärtsilä ha comunicato di volersene andare, ma quando uno se ne va deve stare alle regole del territorio, che vuol dire anche le regole della tutela del lavoro. Sul fronte dei patti Stato-Regione l'attuale accordo prevede 5 anni. Cambia totalmente la prospettiva rispetto a quello che abbiamo trovato quando siamo arrivati. Quindi riusciamo a trattenere maggiori risorse in Friuli Venezia Giulia e questo ci permette anche di fare relazioni importanti come quelle, per esempio, che in un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo abbiamo fatto. Penso a tutte le misure sull'energia che abbiamo messo in campo, misure enormi, penso che ormai sfioriamo i 200 milioni di euro se non li superiamo sulle misure legate all'energia, un insieme di aiuti importanti che abbiamo messo in campo grazie alle risorse che abbiamo a disposizione, ma non sono casuali queste risorse, sono dovute a una rinegoziazione importante, delle volte anche molto dura, dei patti finanziari. È in corso a Trieste, durerà 3 giorni, il convegno dedicato al mondo della siderurgia che porrà il focus su 3 temi fondamentali: impianti e materiali green, automazione spinta, acciaio sempre più leggero e resistente. Sentiamo. Da Tokyo nel 1985 a Trieste, Rolling, edizione numero 12, evento dedicato al mondo della siderurgia e metallurgia, è iniziato oggi a Trieste alla presenza di 400 tecnici e specialisti provenienti da 38 paesi del mondo. Una regione Friuli Venezia Giulia che in periodi non proprio semplici è riuscita a dimostrare comunque di saper fare sistema, di saper garantire le imprese, i lavoratori, un sistema che sta davvero funzionando. L'acciaio è sempre più presente in quasi tutte le componenti della nostra vita. Il tema della laminazione, il rolling, è un tema estremamente importante perché è lì che si produce la qualità finale che viene poi consegnata ai clienti, e su questo vi è tutto uno sforzo relativo all'incremento della qualità, all'automazione per garantire la sicurezza degli operatori e per garantire anche superiori prestazioni meccaniche alle leghe che vengono laminate. 3 i macro temi su cui si confronteranno gli esperti. La tendenza tecnologica è sempre farlo più leggero e forte, cioè avere le stesse caratteristiche di robustezza e di resistenza, ma sempre più leggero. E da qui un'evoluzione metallurgica di cui oggi si discuterà, da un lato. Dall'altro lato c'è il tema di impianti sempre più automatici, l'obiettivo è avere zero man on the floor, cioè gli impianti che lavorano praticamente senza personale, e soprattutto di produrre, avere impianti e materiali, come si dice, eco-friendly, sempre più eco-friendly. La scelta di Daniele di fare la manifestazione a Trieste non è casuale. Abbiamo portato a Trieste anche in prospettiva di avere dei progetti siderurgici importanti in quest'area nel prossimo futuro. Un'impresa del Triangolo della Sede si sta ritrovando da qualche settimana una voce in più sulle fatture dei propri fornitori, denominata contributo energia. Il costo viene applicato attraverso una percentuale o un costo a pezzo consegnato. La titolare dice: ci adeguiamo per supportare chi sta subendo l'aumento delle bollette, è comunque un costo tracciato e trasparente. Servizio.
Il caro energia si fa sentire sulle famiglie, ma soprattutto nel mondo delle imprese, e le bollette salate che incidono sui bilanci delle aziende di fatto si riflettono su contratti e fatture di fornitura. Prova ne è che da qualche settimana in questa azienda di San Giovanni a Natisone, sulla Palmarina, i documenti fiscali arrivano con una riga in più. Ci segnalano che le aziende sono obbligate praticamente a mettere una voce a parte in fattura del supplemento energetico, che verrà valutato di mese in mese in base all'andamento del prezzo del mercato. Percentuale o costo aggiuntivo su ogni pezzo consegnato pesano sui costi, ma come ci riferisce Mara Bulfoni è quasi un esborso dovuto, non esagerato ma comunque dovuto. Sicuramente non sarà facile dover accettare questo tipo di rincaro, considerando il momento generale che stiamo vivendo, ma riteniamo sia comunque una cosa trasparente, in quanto è un costo che viene puramente evidenziato con la sua percentuale. Questo non andrà quindi ad impattare, si spera, domani, se le cose ritornano nella norma. Nelle aziende più strutturate c'è la percentuale e nelle aziende diciamo un attimino più locali hanno stimato un costo a pezzo che viene praticamente applicato sulle quantità dei prodotti. È friulana ed è attiva nel settore delle costruzioni, una delle 8 imprese italiane in cui gli operai lavorano nelle condizioni migliori. È la ICOP di Basiliano. Sentiamo. La ICOP di Basiliano è tra le 8 aziende italiane, l'unica del settore delle costruzioni, in cui gli operai sono più felici di lavorare. Il 77% di loro definisce eccellente il proprio luogo di lavoro, più della metà ha fiducia nella direzione aziendale e la maggioranza promuove gli strumenti e le risorse fornite dall'impresa, oltre all'impegno sul fronte della sicurezza. A stilare per la prima volta la classifica Best Workplaces for Blue Collar è stata Great Place to Work Italia, specializzata nell'analisi del clima aziendale e della trasformazione organizzativa. Ha ascoltato il parere di 5.300 operai di 45 imprese italiane. Tra le 8 realtà virtuose emerse c'è appunto la ICOP. Fondata da Paolo Petrucco negli anni 60, è uno dei principali operatori a livello europeo nei settori delle fondazioni speciali e dei microtunnel. Da decenni si contraddistingue per l'attenzione agli aspetti sociali ed ambientali ed è società benefit dal 2020. La società ha adottato iniziative specifiche per tutelare e dare riconoscimento ai propri operai. Tra queste, compensi in denaro erogati annualmente ai lavoratori che abbiano lavorato su commesse in cui non si siano verificati infortuni. Pensare l'impresa come comunità, commenta l'amministratore delegato Piero Petrucco, significa rispettare le persone, comprenderne i bisogni, tutelarne la sicurezza e dare la possibilità a tutti di esprimere le proprie potenzialità. Il fatto che questa impostazione trovi riscontro nelle positive opinioni espresse dai nostri collaboratori, conclude, ci gratifica e ci stimola a voler fare sempre meglio. La marmotta Cughi sarà la mascotte di IOF 2023, le Olimpiadi invernali dedicate agli Under 18 che si terranno tra 84 giorni in Friuli Venezia Giulia. Si chiama Cughi ed è dedicata all'alpinista nato a Gorizia, da madre della minoranza slovena e padre carinziano. Oggi, a Trieste, dove si terrà la cerimonia di apertura di EIOF 2023, è stata presentata la mascotte, la marmotta che accompagnerà i 1.300 atleti provenienti da 42 paesi per un totale di 2.600 persone che staranno in regione per le Olimpiadi dei ragazzi. Il nome, raccontato il presidente della regione Massimiliano Fedriga, è stato scelto non a caso, mentre EIOF è un'iniziativa molto importante per aiutare la montagna e tutto il territorio. Mancano 87 giorni, il 21 di gennaio qui in Piazza Unità sarà la cerimonia di apertura e quindi ormai rush finale, siamo pronti, stiamo lavorando tanto, tutta l'organizzazione è a posto e quindi vi aspettiamo poi tutti qua a Trieste il 21 per vedere una bellissima cerimonia di apertura. Il presidente del CONI, Giorgio Brandolini, ha sottolineato il grande lavoro fatto per portare in Friuli Venezia Giulia i giochi. Alla cerimonia erano presenti molti assessori regionali e il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, oltre ai sindaci dei territori coinvolti, dove i lavori proseguono con il timore però che resti ancora a lungo questo grande caldo che ovviamente impedisce di sparare la neve. Ma noi abbiamo programmato anche questo, quindi al momento giusto abbiamo programmato tutto, al momento giusto ci sarà la neve o ci sarà la possibilità di poter far neve con gli impianti grazie all'ottima collaborazione e il sostegno che ci dà Promoturismo.
Puntata dedicata a Borgo Stazione questa sera a partire dalle ore 21 su Telefriuli, a Elettroshock con Alessandra Salvatori. Ci saranno in studio il prefetto Massimo Marchesello, il sindaco di Udine, Pietro Fontanini. Una nostra troupe sarà nel quartiere della stazione per testimoniare anche lo stato d'animo dei residenti e dei commercianti, in attesa dell'arrivo anche di una camionetta dell'esercito che ci sarà appunto da lunedì a rinforzo delle varie forze dell'ordine. Bene, questa era anche l'ultima notizia, vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione e vi auguro una buona serata a tutti.